Buonasera a tutti. Carissimi, questa sera ci ritroviamo qui insieme per pregare per il Vescovo Osorio Afonso Sitora, di 54 anni, da molti di noi conosciuto come Padre Osorio, che il 6 giugno è stato ucciso nella sua residenza episcopale in Mozambico. Venerdì 12 e sabato 13 giugno sono state celebrate le funzioni per l'ultimo saluto in Mozambico, dove era sepolto, precisamente nel seminario maggiore di Nampula, sua città natale. Molti di noi hanno avuto la gioia di conoscerlo negli anni in cui ha vissuto a Vittorio Veneto, tra il 2013 e il 2014, e successivamente a Nervesa della Battaglia dal 2015 al 2017, nelle case dei missionari della Consolata. Anni intrisi di relazioni e di incontri che non ha mai smesso di coltivare. Siamo tutti travolti da questa notizia della morte avvenuta così violentemente e proprio negli ambienti di casa sua, la diocesi di Quelimane, dove era vescovo da agosto 2024. E noi non sappiamo nemmeno cosa pensare e cosa fare. Sorgono molte domande a cui non corrispondono risposte. Però possiamo affermare che il sangue di Monsignor Osorio si unisce al sangue di numerosissime persone che vengono uccise da anni in Mozambico. Si stima siano 6.000 i morti dal 2017 e ad oggi circa 1.300.000 persone obbligate dai terroristi a scappare dalla loro casa e vivere come rifugiati in campi profughi senza servizi oppure spostandosi all'interno dei paesi africani limitrofi. Tra questi morti non possiamo non ricordare Suor Maria de Coppi, originaria di Ramera, uccisa anch'essa nella sua casa a Scipene, in Mozambico, nel 2022. Questa sera vorremmo invitarvi a pregare per Monsignor Osorio e per tutto il popolo mozambicano e vorremmo invitarvi a tenere il cuore e gli occhi aperti, lasciandoci guidare da alcuni stimoli che tra molti altri hanno caratterizzato la vita del nostro amato Padre Osorio, uomo, amico, padre missionario, vescovo. Iniziamo la celebrazione e accogliamo i celebranti con il canto Te amerei, Signore.
La pace sia con voi. Grazie a tutti voi, grazie a quanti sono uniti a noi tramite la Tenda TV per aver risposto all'invito a partecipare a questo momento di preghiera e di comunione. Preghiera e comunione con la Chiesa di Quelimane, le chiese del Mozambico, comunione tra le chiese di Vittorio Veneto e Treviso, con i missionari della Consolata, con tante persone che sono state raggiunte dalla notizia della tragica morte di Monsignor Osorio. Un avvenimento che lascia senza parole, ma non senza la volontà di vincere il male con il bene. L'uccisione del Vescovo Osorio e tutti gli eventi che hanno portato ad essa ci disorientano e ci confondono. Ma la vita del Vescovo Osorio, le sue parole, le sue scelte testimoniano la forza di un amore che vince ogni disorientamento e confusione. Uniamoci allora nella preghiera del Salmo 119, tanto caro al Vescovo Osorio, che da questo Salmo ha tratto il suo motto episcopale. Ecco, proclamiamolo a cori alterni. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado a meditare. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna. Ma per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre. Detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio e il mio scudo, spero nella tua parola. Allontanatevi da me, o malvagi, osserverò i precetti del mio Dio. Sostienimi secondo la tua parola e avrò vita. Non deludermi della mia speranza. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Gioirò sempre nei tuoi precetti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno dato la tua legge. Perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici. Accomodarci. Essere missione. Monsignor Osorio nasce della Consolata. L'Istituto Missioni Consolata, IMC, fu fondato il 29 gennaio 1901 da Giuseppe Allamano, sacerdote torinese, con l'obiettivo di evangelizzare i popoli e portare la consolazione di Cristo a chi non lo conosceva.
La congregazione nasce dalla devozione alla Madonna Consolata, patrona di Torino, considerata guida e protettrice dei missionari. Così scrive il Superiore Generale: vi scrivo con il cuore pesante e profondamente ferito dalla notizia della morte del nostro confratello Monsignor Osorio Sitor Afonso. La sua uccisione ci ha colti impreparati, ci ha scossi nel profondo e ha lasciato in tutti noi un dolore difficile da esprimere. Pregate, rimanete uniti e che la verità su quanto accaduto emerga pienamente. Osorio era uno di noi, un fratello semplice, sorridente, capace di camminare tra la gente senza difese, con la sola forza della parola di Dio. Un missionario che non ha mai smesso di credere nella bontà delle persone, nella pace, nella riconciliazione. Un pastore che si è lasciato consumare dal servizio fino all'ultimo giorno. La sua morte violenta ci interroga, ci ferisce, ci mette in ginocchio, ma proprio da questo luogo di fragilità nasce anche la nostra forza, la comunione. Siamo una famiglia e quando uno di noi soffre, tutti soffriamo. Quando uno di noi cade, tutti ci chiniamo per rialzarlo. Quando uno di noi dona la vita, tutti siamo chiamati a rinnovare la nostra. Um missionário, não é assim? Eu recordo-me também, vocês ganharam-me com a primeira canção, mas vou cantar a outra, vamos ver quem vai conhecer. Ser missionário, que belo ideal. Ser arauto de Cristo em terras longas de Moçambique. Alguém conhece? Agora já. Mas ainda vou apanhar. Então é esta. Sou uma missão e por isso estou. E porque estou aqui sou um peregrino. E porque sou peregrino sou um missionário. Ser missionário, que belo ideal. Ser arauto de Cristo em terras longas de Quilimani. Tralá. Lai 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 la 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 lai lai la 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 lai la tra la la lai lai la 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 lai lai la 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 la. Ser missionário, ser outro Jesus, levar as almas a grande luz, deixar o meu. Buonasera a tutti. Mi hanno chiesto di raccontare qualcosa di Padre Osorio. Io, scusate, lo chiamo Osorio, so che era vescovo, ma mi viene più facile così. Insieme a lui abbiamo avuto la fortuna, la mia famiglia, mio marito e i miei figli, insieme a Cristina e sua figlia e altri missionari della Consolata, di vivere insieme nella casa della Consolata che c'è sul Montello. Abbiamo fatto vita di famiglia, vita di comunità e per questo mi viene difficile chiamarlo in maniera diversa rispetto a Osorio. Chi ha preparato la veglia lo conosceva bene e già dai canti possiamo scoprire qualcosa di Osorio. Il primo canto dice: mi hai chiamato a camminare nella vita con te, ho deciso di seguirti sempre e non tornare indietro. Ecco, Osorio era una persona che prendeva e partiva, ma sempre con il sorriso, l'avete visto in questo video. Lui era capace di coinvolgere le persone anche solo con il tono della voce e con una semplicità a volte disarmante. Mi ricordo quando i superiori ci hanno detto che arrivava Padre Osorio, noi non lo conoscevamo e ci hanno detto è uno studioso, è stato a Gerusalemme.
Io ho pensato, ma cosa lo mandano sul Montello in una casa con 2 famiglie, 4 bambini, un disordine incredibile, confusione, una persona che ama stare sui libri, che vuole studiare, che conosce tutto della Bibbia. Eravamo un po' spaventati. Poi per fortuna un po' si è fermato qui a Vittorio Veneto perché non aveva la patente e vivere sul Montello senza patente forse non era molto conveniente, e allora un po' da lontano abbiamo iniziato a conoscerlo. E ieri oggi parlando con mio marito, dico: qual è il primo ricordo che hai di Padre Osorio? Mi ricordo, eravamo a Vittorio Veneto, facevamo le prove con il coro e lui è arrivato per cantare, quindi già la sua presentazione era una presentazione gioiosa. E allora da quest'idea della persona studiosa abbiamo capito che prima di tutto era una persona gioiosa. Questa sua gioia la faceva vedere come missionario della Consolata, perché per lui stare vicino alle persone era veramente la cosa più importante. Quest'idea della consolazione l'ha sempre accompagnato, ma credo che il suo più grande dono sia stato quello di essere consolatore, ma anche di sapersi far consolare. A volte per noi è facile aiutare gli altri, ma è molto difficile farci aiutare. E Padre Osorio a volte diceva: io sono stanco, mi chiudo in camera e anch'io ho bisogno dei miei spazi e dei miei tempi. Sapeva che per poter consolare gli altri aveva bisogno anche di pensare a sé, e questo pensare a sé era sempre davanti a Dio, davanti alla parola di Dio. E lui spesso leggeva, studiava, ma mai nei confronti nostri, siamo delle semplici famiglie che abbiamo abbracciato l'idea della missione, si poneva dall'alto verso il basso, come per dire: io ho conosciuto la parola, io sono quello che conosco, voi siete un po' i miei aiutanti. No? Con lui abbiamo vissuto davvero questa idea di famiglia. La vita del popolo, che è il settimanale della diocesi di Treviso, gli aveva chiesto di fare un commento al Vangelo della domenica, e mi ricordo che quando sono venuti a proporgli questa cosa la proponevano a lui, e lui mi dice: Chiara, vieni, ascolta cosa ci propongono. E chi glielo stava proponendo dice: ma no, Padre Osorio, lo sto chiedendo a lei. No, se dobbiamo farlo accetto solo se lo possiamo fare insieme. E quindi anche quello che era il suo lavoro, la sua specialità, chiamiamo così, ha voluto condividerla con noi, ma non solo con noi che abitavamo lì, anche con altre famiglie che frequentavano la casa, perché diceva che per lui la famiglia era anche questo, a partire dalla parola di Dio capire come si vive. Qualche anno fa, quando c'è stata la santificazione dell'Allamano ed è venuto a Roma, la famiglia cristiana gli ha fatto un'intervista che io non avevo mai visto e ho visto in questi giorni. E lui proprio ha raccontato che per lui è stato bello vivere con una famiglia, perché ha scoperto cosa vuol dire essere famiglia, che tra marito e moglie si litiga, che a volte con i figli ci si arrabbia, che a volte le cose non funzionano. E questo essere famiglia lo aiutava ad essere vicino a tante famiglie. Credo che nonostante i chilometri, lui riuscisse sempre a trovare il tempo di mandarti un messaggio quando avevi bisogno, una parola, un video, una canzone, o anche solo dire ci sono. Era un uomo che sapeva relazionarsi con le persone, farsi voler bene e sicuramente donare tanto amore. Quando ci ha detto che, mi ricordo, ci ha chiamato, dice: vi devo parlare, mi ho detto: cosa deve dirci? Ecco, quando ci ha detto: mi hanno chiamato per andare a Roma, non posso dire di no, noi abbiamo detto: ma no, come? Era una famiglia così bella, facevamo tante cose, vedevamo questo spirito proprio di sintonia, di essere delle persone che intorno al Vangelo riuscivano davvero ad arrivare al cuore delle persone. Ci sembrava che un po' cadesse tutto, ma in realtà forse uno dei suoi doni è proprio quello di essere riuscito anche da lontano a dare forza, sostegno e a mandare avanti quello che insieme avevamo sognato. Insieme avevamo sognato, per esempio, di riuscire a trovare uno spazio per accogliere i migranti, e sul più bello lui è partito, e dico: adesso come facciamo? Ma in realtà anche da Roma era riuscito a tornare a casa in un triduo pasquale. Era venuto nella parrocchia dove adesso in questo momento stiamo vivendo io con la mia famiglia, e mi ricordo che aveva veramente il sabato santo fatto una predica come per dire: qui sta succedendo qualcosa di bello. Era talmente gioiosa la sua predica che era come se stesse aprendo lui le porte a un progetto che poi è nato e che sta andando avanti,
ma lui lo faceva da lontano, ma riusciva a farsi sentire presente in questo progetto che poi è nato di accoglienza. Ecco, questo era il suo dono, far sentire la sua presenza in tanti posti e sempre con molta gioia. Ci aveva raccontato che la sua vocazione missionaria era nata conoscendo dei missionari europei che venivano in Mozambico, e lui diceva: ma se questi europei hanno questa forza di venire a vivere qui in tempo di guerra, anch'io voglio essere missionario. E un po' ce l'aveva sempre detto che aveva il sogno di tornare in Africa. E penso che il suo essere in mezzo alla sua gente era per lui importante, era uno stimolo, e penso che abbia potuto testimoniare un'idea di chiesa giusta. Era una persona che amava molto la giustizia, sapeva dire le cose con il giusto sorriso, ma mai farsi mettere i piedi in testa. A noi sembra ingiusto quello che sia successo, ma insomma penso che probabilmente se lui fosse qua farebbe un sorriso e direbbe: bene, adesso potete andare avanti, pregare per me, ma insomma tutti i semi che ho sparpagliato in giro per il Veneto, per l'Italia, per l'Europa, perché vi assicuro che ogni tanto, questa sera a cena c'è una mia amica di Londra, insomma un po' dappertutto lo conoscevano. Io penso che qualcuno ha potuto fermare lui, ma sicuramente nessuno riuscirà a fermare tutti i semi di speranza che ha seminato un po' dappertutto. Monsignor Osorio ha avuto il coraggio di agire per la giustizia. Aveva a cuore i bisogni delle persone e desiderava che tutti sapessero che cosa stava accadendo. Uomo intelligente ed acuto, aveva ben compreso le dinamiche che sottostanno alla guerra in Mozambico e probabilmente aveva colto qualche fatica di allineamento con il Vangelo della Chiesa locale. Monsignor Osorio ha scelto di collocarsi dalla parte del popolo, mettendosi in ascolto del grido dei poveri e della terra.
Non è rimasto in silenzio. La sua presenza era viva, incarnata nella parola, orientata alla costruzione del regno di pace e giustizia, un seminatore di pace. Poco prima di essere catturato, in un momento di intensa confidenza, Gesù disse a quelli che erano con lui: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi». E subito aggiunse: «Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore». Il turbamento e il timore potevano riguardare, certo, la violenza che si sarebbe presto abbattuta su di lui. Più profondamente, i Vangeli non nascondono che a sconcertare i discepoli fu la sua risposta non violenta, una via che tutti, Pietro per primo, gli contestarono, ma sulla quale, fino all'ultimo, il Maestro chiese di seguirlo. La via di Gesù continua a essere motivo di turbamento e di timore, e lui ripete con fermezza a chi vorrebbe difenderlo: rimetti la spada nel fodero. La pace di Gesù risorto è disarmata, perché disarmata fu la sua lotta.
entro precise circostanze storiche, politiche e sociali. Di questa novità i cristiani devono farsi insieme profeticamente testimoni, memori delle tragedie di cui troppe volte si sono resi complici. La grande parabola del giudizio universale invita tutti i cristiani ad agire con misericordia in questa consapevolezza e nel farlo essi troveranno al loro fianco fratelli e sorelle che per vie diverse hanno saputo ascoltare il dolore altrui e si sono interiormente liberati dall'inganno della violenza. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Fin dai suoi tempi biblici, la parola è stata sempre per Osorio un punto fermo e soprattutto come vescovo non si stancava di annunziare la bellezza del messaggio d'amore che Dio ha per tutti noi. Il suo desiderio è sempre stato quello di dare a tutti la possibilità di innamorarsi del Vangelo
e viverlo in pienezza. Ci alziamo in piedi per cantare l'Alleluia e ascoltare il Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Io non ho conosciuto Padre Osorio, il Vescovo Osorio, ne ho sentito parlare l'estate scorsa quando è stato nominato amministratore della diocesi di Beira. Ora posso attestare i legami, i bei legami che ha saputo intessere anche con la nostra Chiesa locale, con la nostra diocesi di Vittorio Veneto, oltre che con le altre chiese di cui abbiamo sentito. Un uomo di relazioni, un uomo di legami. Questa mattina Don Alessio Magoga mi ha inviato il testo di un'intervista che è stata rilasciata qualche giorno fa dal sindaco della città di Quelimane, la sede della diocesi retta dal Vescovo Osorio. L'intervista che sarà pubblicata sull'Azione la settimana prossima va letta perché aiuta a comprendere il contesto in cui può essere maturato un evento tragico come l'uccisione del Vescovo. E il sindaco spiega che il male principale che piaga la società mozambicana in questo momento è una visione delle cose che si fonda sull'esclusione. Ed è difficile non pensare che questa visione delle cose che si fonda sull'esclusione piaga, pur in modo diverso, anche tante nostre società. Ma, dice il sindaco, questa visione delle cose si fonda sulla negazione dell'altro e del pensiero differente, sulla svalutazione assoluta del prossimo. Chi non è come me non ha diritto di esistere. Deve essere sottomesso e, se possibile, cancellato dalla mappa dei vivi. Da qui deriva la scia di morti apparentemente inspiegabili. L'esclusione portata all'estremo depersonalizza tutto ciò che è diverso, arrivando persino a negare la qualità di essere umano. E aggiunge il sindaco, Monsignor Osorio possedeva gli argomenti teologici,
filosofici e intellettuali per scardinare questa visione del mondo, questo modo di pensare e di essere sia dentro che fuori la Chiesa. Per questo è stato visto come un gigante da abbattere. E continua il sindaco. Monsignor Osorio era un profeta della verità, era un uomo inclusivo e persino le barriere religiose non riuscivano a erigere muri di fronte alla sua visione. Con la stessa semplicità con cui abbracciava un cristiano, parlava, si avvicinava e sedeva con indù, musulmani o fedeli di altre religioni. Sapeva guardare oltre la montagna. Era convinto che siamo tutti figli di Dio e che esiste un solo Dio. Fin qui alcuni passaggi dell'intervista rilasciata dal sindaco di Quelimane. Mi sono chiesto, non conoscendo di persona Monsignor Osorio, mi sono chiesto da dove potesse arrivare questo suo atteggiamento, questa sua capacità di andare oltre la logica dell'esclusione, oltre la contrapposizione noi e loro. E non credo sia solo questione di buoni sentimenti, questione di un buon carattere. C'è qualcosa di più radicale. E il Vangelo ci aiuta a trovare una risposta. Se la casa è costruita sulla roccia, il vento non la può far crollare. Ma anche pensiamo che una casa costruita su solide fondamenta non ha paura di aprire le sue porte per accogliere l'altro, per accogliere altre persone. E così se una persona è radicata in Cristo e nella sua parola, non ha paura di entrare in dialogo con chi la pensa diversamente. Chi è davvero credente non vede l'altro come un nemico, un avversario, anche se professa una religione diversa. È invece la persona incerta, la persona insicura, o la comunità incerta, la comunità insicura, che per difendersi sembra abbia bisogno di chiudersi in se stessa, di rifiutare l'incontro con l'altro. Con la testimonianza di padre Osorio, del vescovo Osorio, la sua chiarezza, la sua saldezza nel rimanere ben radicato in Gesù Cristo, aiuti le nostre chiese, quelle del Mozambico, dell'Italia, del mondo intero, a vivere la nostra missione nel dialogo, nella carità, lasciandosi guidare dalla luce che viene dalla parola di Dio, accolta nella fede, meditata, ascoltata insieme. Come abbiamo proclamato nel Salmo, come ripeteremo tra poco, lampada ai nostri passi è la tua parola, Signore.
Lo Spirito Santo ci precede e ci guida. Vorremmo oggi tornare a casa con questa consapevolezza, acquisita anche grazie alla testimonianza di Monsignor Osorio, che sempre si è affidato allo Spirito Santo, guidandolo in quel progetto divino che lo ha portato alla croce, tradito da conoscenti, lasciando tutti disorientati. Ma la croce si è aperta alla risurrezione e oggi Monsignor Osorio è già presso il Padre e in altra forma veglierà su tutti noi, suoi amici, ma soprattutto sul suo popolo mozambicano. Deixar-se conduzir. Quer dizer, a partir de hoje, que deixe sobre vós o Espírito Santo, deveis caminhar segundo o Espírito Santo. Deixar-se caminhar. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia, sono una matita nelle mani di Dio, escrevendo uma lettera d'amore. Sou um lápis nas mãos de Deus, escrevendo uma carta de amor. Por que um lápis? A mão é que conduz, não é assim? Não é a mão. Se você quer escrever o Osório, você com a tua mão vai O, S, não como aquele que escreveu Z. Não. O, S, e o lápis deixa-se mover, não é assim? Então, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é ser como aquele instrumento que é lápis, que se deixa conduzir para escrever uma carta de amor, uma carta de paz para toda a sociedade. Como seria bonito que eu, Osório, fosse aquele lápis que escreve no mundo uma carta de amor, aquela carta de paz. Então, deixar que o Espírito Santo desça sobre vós hoje, mas, sobretudo, deixar-vos conduzir, deixar-se mover por este Espírito. Deixar-se conduzir. Essere una matita nelle mani di Dio per scrivere una carta d'amore. Ora vi invitiamo, ci mettiamo tutti in preghiera per Padre Osorio, per la sua famiglia, penso a sua mamma, e mentre ascoltiamo questo brano che si intitola proprio Fuoco di Dio.
Ci alziamo in piedi. Affidiamo i nostri cuori a Dio nostro Padre con le preghiere della Chiesa qui riunita e con fede diciamo: la tua parola sia lampada per i nostri passi. Padre Celeste, ci affidiamo alla tua grande misericordia, affinché ci accompagni in questo cammino di Chiesa sinodale e risvegli in noi il desiderio di pace e giustizia. La tua parola sia lampada per i nostri passi. Padre Celeste, sostieni il popolo del Mozambico in questo momento di grande sofferenza e tribolazione innocente. La tua parola sia lampada per i nostri passi. Padre Celeste, di fronte a tanta violenza, rendici capaci di tenere il cuore e la mente aperti al perdono fraterno. La tua parola sia lampada ai nostri passi. Padre Celeste, accogli tra le tue braccia amorevoli Padre Osorio e fa che lei risplenda la tua luce per il bene del mondo intero. La tua parola sia lampada per i nostri passi. Padre Celeste, sostieni tutte le persone che vogliono bene a Padre Osorio e che ora soffrono per la sua morte, in particolare la sua famiglia, la sua mamma Amalia, i fratelli missionari della Consolata. La tua parola sia lampada per i nostri passi. Padre Celeste, ti affidiamo tutti i missionari del mondo, affinché continuino ad essere per noi una luce che ci orienta e ci ricordi che siamo tutti chiamati ad annunciare il Vangelo, anche fino alla morte. La tua parola. Guidati dallo Spirito del Signore, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Prima di concludere con il canto Alma Missionera, volevo ringraziare Don Davide per aver aperto le porte e essere corso qui da Auronzo e per averci accolto, eccolo lì sotto lo schermo. E il nostro Vescovo, che è tornato, grazie a Dio, sano e salvo, insieme a Don Davide e a Don Mirko da Lourdes, lì dietro, dopo rocambolesche avventure. E le persone che mi hanno aiutato, che hanno contribuito a questa veglia, in particolare Roberta, che si è andata a fare, Padre Renato e Don Gianfranco della Diocesi di Treviso, è il direttore dell'ufficio missionario ed è qui con noi. E anche i padri della Consolata, Padre Daniel, che lo vedete accanto al Vescovo, e Padre Renato, che è qui. Grazie anche al coro della Consolata, che è proprio un coro missionario. Abbiamo scelto di usare il canto perché Osorio amava cantare, lui l'avete visto, era il suo stile, quindi abbiamo veramente, in questo momento siamo vicini a lui. Prima di uscire troverete in fondo, che adesso si metteranno in postazione, dei giovani. Pensate, questi ragazzi sono stati in viaggio di missionario con me in Mozambico 2 anni fa, da Osorio. Quindi noi l'abbiamo conosciuto, vissuto, gustato.
e vi consegneranno un piccolo pensiero e un'immaginetta con la scritta del Salmo, così per ricordo, per tenere viva insomma la memoria, ma anche una matita, una piccola matita. È un piccolo segno che ci portiamo a casa questa sera per scrivere la nostra carta di amore, come ci ha insegnato Osorio questa sera. Grazie davvero a tutti, grazie anche a Chiara che ha fatto la testimonianza, alla Tenda TV, a chi ci sta seguendo e a tutti voi che siete stati qui con noi. Concludiamo con il canto, prima Alma Missionera, che se conoscete cantiamo insieme al coro, e poi faremo un canto in lingua proprio del confine del Mozambico, si chiama Zicomò. Noi ricordo nel primo viaggio missionario 2014 la cantammo con, ecco lì, Giacomo, Marta, eravamo con Osorio, la vita ci ha portato lì, proprio abbiamo imparato e cantato questa canzone, quindi la cantiamo in onore suo. E buonanotte a tutti.